Il primo caso è un'infezione virale. Il piccolo di 2 mesi è arrivato in ospedale con la febbre alta, è riconosciuta immediatamente la meningite, è stato sottoposto alle cure e dopo alcuni giorni di osservazione il bambino è stato dimesso. Nel secondo caso l'origine dell'infezione è batterica e questa volta è neonato, a solo pochi giorni. Al piccolo è stata subito somministrata la terapia antibiotica che starebbe già dando i suoi frutti. Sta migliorando, l'infezione era invasiva e generalizzata. In particolare i due casi che abbiamo avuto qui a Cittadella non sono casi correlati tra di loro, né sono dati da germi diffusibili, per cui non c'è nessun allarme di epidemia. I due casi vanno ad aggiungersi a quelli già diagnosticati in Veneto e che hanno fatto alzare i livelli di guardia dei sanitari e di molte famiglie che fino ad oggi hanno scelto di non avvalersi della vaccinazione. La meningite è una malattia grave che si manifesta in una maniera di solito molto chiara. Non bisogna allarmarsi eccessivamente, bisogna soltanto essere coscienti delle modalità che esistono per difendere i nostri bambini dalle malattie batteriche invasive e principalmente la difesa che abbiamo a disposizione sono le vaccinazioni.